Domenica 2 aprile l'ippodromo di Bologna è stato teatro del Gran Premio Italia e Gran Premio Italia Figli. In apertura andiamo a sentire le impressioni dei due vincitori, Alessandro Gocciadoro e Marco Stefani, intervistati da Stefano Zanirato. Alessandro, sei dovuto stare un po' fermo con le mani in partenza e in arrivo, però ha vinto da cavallo superiore. Sì, anche perché comunque ha poche corse, è rientrato a pochi lavori in pista circolare, aveva corso bene ferrato pesante a Foggia. Ho cambiato i ferri perché io sono fatto un po' così a Firenze, ha sbagliato e oggi gliel'ho tolti i ferri così non avevo meno dubbi e il cavallo è andato molto bene. Lui magari quando rimane da solo ho cercato di accompagnare il più possibile il battistrada, ma poi quando è rimasto solo si è un po' deconcentrato, ma quando poi a metà retta l'ho chiamato a partire comunque non credo che ora per adesso sia un partitore, ci mette un attimo a mettersi sulle gambe, poi però gira di fuori, quindi tanto scoperto di fuori non vuole mai andare nessuno. E allora complimenti Alessandro. Ingegnere, una parola al volo, l'ennesimo prodotto del vostro allevamento che vince un gran premio, figlio di Varenne, sempre una garanzia, e sembra un cavallo che come tanti Varenne sta venendo avanti con le corse. È qua sempre un'eredità di Beppi, perché la mamma è la nonna, anzi, la nonna sensewoman, per cui non si sbaglia. Abbiamo vinto bene, sì, avevo un po' sudato a partire perché nella mia testa c'era di farmela davanti, poi la partenza è venuta un po' così e è andata bene così, sai, dopo le corse mi avranno chiesto in 100 se correvo davanti, poi alla fine siamo rimasti secondi, quindi non si può mai dire niente. Però io ti ho sentito che quando ti hanno chiesto corri davanti o non corri davanti, tu gli hai risposto a me interessa vincere. Sì, è vero. Durante il pomeriggio si sono svolte anche le attività collaterali dedicate a famiglie e bambini e spazio anche alla solidarietà. Infatti è stato presentato il Gentleman for Life 2023. Sentiamo le parole del vicepresidente di Ipogruppo Cesenate e presidente del club Gentleman Emilia Romagna, Michele Canali. Sì, questo è il quinto anno e abbiamo fatto questa collaborazione con Piccoli Grandi Cuori, una collaborazione che credo avrà i suoi benefici alla fine dell'anno quando ci sarà la finale. È ovviamente un'associazione molto nobile perché prevalentemente cura una patologia importante e che colpisce spesso i bambini. L'associazione, a cui saranno destinati fondi raccolti dal Gentleman for Life 2023, sarà Piccoli Grandi Cuori. Andiamo a sentire Domenico Spalluto che ci presenta l'importante attività. Piccoli Grandi Cuori è nata nel 1997 per sostenere le persone cardiopatiche congenite e le loro famiglie, in particolar modo i pazienti bambini e adulti. Dal 1997 ormai siamo a 26 anni di storia, sosteniamo i pazienti e i loro cari tramite supporto psicologico, l'accoglienza gratuita di chi viene da lontano per usufruire di cure mediche di eccellenza presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna. E questo progetto, oggi, la gara di oggi e quelle future, serviranno a finanziare il Polo dei Cuori, la casa di accoglienza che appunto permette di dare un luogo, un'accoglienza gratuita a chi viene da lontano per far sì che i propri cari ricevano delle cure mediche di eccellenza e ricevano appunto supporto per chi è cardiopatico congenito. Durante la giornata si è svolto anche il Memorial Mario Rivara e una corsa è stata abbinata al Museo del Trotto di Migliarino. Presente in premiazione anche il sindaco di Fiscaglia, comune di cui fa parte Migliarino, Fabio Tosi. Sì, il Museo del Trotto di Migliarino è un'eccellenza sul panorama nazionale, è una realtà unica in Italia dove è possibile ovviamente trovare tutta una serie di documentazioni storiche e anche attuali di tutto il mondo legato al mondo delle corse, del trotto e del cavallo. È una singolarità che la dobbiamo a due grandi persone, una è sicuramente Nino Mantovani, che sicuramente per gli appassionati del mondo del cavallo conosceranno, di cui qua con noi oggi c'era appunto anche il figlio in occasione appunto di questo evento, e anche voglio dire alla famiglia Martini, perché con Martini Raffaele di Carpi, insomma grazie anche appunto al suo contributo, insomma siamo riusciti a realizzare questo gioiello nella nostra comunità. È un qualcosa
qualche cosa che grazie al curatore del Museo del Trotto, Luigi Padroni, che è un appassionato e che oggi era qua con noi, ed è grazie a lui se oggi siamo riusciti a realizzare, insomma, insieme appunto all'ippodromo di Arcoveggio, che ringrazio per l'ospitalità, appunto, questa bellissima giornata. In premiazione presente anche Claudio Mazzanti in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Bologna. Una giornata interessante come tutte le corse che voi fate, questo è il Gran Premio Italia, è una delle tante corse che vi vede attori principali, perché qui ci sono dei cavalli ottimi, questo poi ho visto un cavallo giovanissimo e quindi bene, anche perché l'Ippica, pur in una situazione di crisi a livello nazionale, l'ippodromo di Bologna, non solo Bologna, ma quelli a cui fa capo Ippogroup, come sempre sono il massimo della prestazione, dell'eccellenza e anche della qualità del posto dove siamo. Pertanto essere qui presenti è normale per noi dell'amministrazione, anche perché i rapporti con l'ippodromo e con la società sono storici, anche perché l'ippodromo fa parte della storia di questo quartiere della città di Bologna, quindi è normale che ci sia questo rapporto di collaborazione. Oggi poi avete unito corse e solidarietà, direi che è il top, peccato che ci sia un po' di acqua, ma però è andata molto bene lo stesso. Durante la giornata sono intervenuti anche l'allenatore e il vice allenatore dell'Italia Over 40 per un gemellaggio sportivo. Sono tutti i giocatori, come ti ho spiegato, che giocano ancora nei vari campionati italiani, dalla A2 alla B, alla C Gold, eccetera, eccetera. Lo spirito che anima tutti questi giocatori è senz'altro la passione, l'orgoglio anche di far parte della nazionale, perché per molti è il completamento e il raggiungimento di un risultato che fino adesso non avevano raggiunto. Quest'anno ci sarà un appuntamento molto importante, che sono i campionati del mondo in agosto in Argentina. L'Argentina ha delle grosse tradizioni, molto forte nella pallacanestro. Noi andiamo là come campioni del mondo in carica e come campioni del mondo, come campioni d'Europa, che abbiamo vinto quest'estate a Malaga. Per quanto riguarda la giornata dedicata al Gran Premio Italia, il Gran Premio Italia Figli e tutto, io vi invito a seguire i canali dell'Ippodromo di Bologna.